Lux on the Rock ritorna, finalmente dopo 4 lunghissimi anni siamo riusciti a riprendere la nostra rassegna, anche se è stato molto difficile ritornare sul nostro palco, però abbiamo un entusiasmo enorme, abbiamo nel cassetto tantissime proposte e quindi siamo pronti. Questa sera si aprono i battenti di nuovo. La tribute band di questa sera si chiama The Queen Tribute e vogliono emulare il concerto del 12 luglio 1986 allo stadio Wembley a Londra. Questa sera troveremo sul palco insolitamente un quinto elemento alle tastiere proprio per emulare quel concerto. Questi ragazzi vengono da Biella, hanno fatto un lungo viaggio, siamo riusciti ad alloggiarli per fortuna qui vicino a noi per questa notte perché per loro ritornare sarebbe pazzesco. Sono molto giovani, sono molto carichi, hanno fatto una lunga tournée europea quest'estate, è uno dei primi concerti che fanno all'apertura della stagione invernale nei teatri. Grazie ai giovani Lux on the Rock, questa sera vogliono ricordare Francesco, a pochi mesi dalla sua scomparsa, dedicandogli il prossimo brano, ripensando alle tante belle serate passate insieme. Io non ho conosciuto Francesco, ma se qualcuno ha pensato a lui e lo vuole ricordare questa sera è perché se lo merita assolutamente e noi nel nostro piccolo vorremmo fargli omaggio di un brano a mio avviso meraviglioso che è One to Live Forever. La passione per me nasce da quando sono un bambino, era il 1984 quando è uscita Radio Gaga e per me, che avevo solo 10 anni, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Poi nell'adolescenza ho avuto la fortuna di formare la mia prima band con dei compagni di scuola, come nella più classica delle storie, e da lì poi non mi sono più fermato. Ho cavalcato anche altri progetti e poi nel 2019 abbiamo messo in piedi l'attuale formazione dando il nome The Queen Tribute e con l'obiettivo di portare sul palco lo spettacolo che i Queen regalavano ogni volta al loro pubblico durante i concerti. E ovviamente è un obiettivo ambizioso, ma con molta umiltà noi abbiamo lavorato duro per ottenere un risultato che sembra piacere alle persone che ci vogliono bene.
sono tutti famosissimi e per me diventa veramente difficile già stendere la scaletta, però ovviamente le più corali sono assolutamente We Are the Champion, Bohemian Rhapsody, Who Wants to Live Forever, sono i momenti dove veramente l'interazione col pubblico raggiunge il massimo. L'appuntamento prossimo è fissato per la primavera, dove dobbiamo recuperare l'ultimo concerto della rassegna 2019-2020, che sarà il tributo a Paul McCartney e ai Beatles.